Mercoledì 10 aprile, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi vedremo come i sindacati preparano lo sciopero generale di domani, poi incontreremo l'autore di un romanzo storico, I Malarazza, lui è Ugo Barbara, e inoltre andremo a Palermo a vedere la pensilina rossa contro mafia e violenza. Ma anzitutto l'attualità e la cronaca, legami tra politica, mafia e massoneria scoperti a Palermo. In carcere finito Mimmo Russo, RAS dei precari, scoperti, come dicevamo, collegamenti con i boss per voti e favori, è stato sospeso da Fratelli d'Italia. Accuse di quelle gravissime, essere stato costantemente a disposizione di Cosa Nostra. In manette Mimmo Russo, noto politico palermitano, ex consigliere comunale ed esponente di Fratelli d'Italia. Russo è stato sempre lo storico referente dei precari palermitani e accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorsi in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. L'inchiesta è stata coordinata dalla DDA di Palermo, guidata dal procuratore De Lucia. Assieme a Russo sono indagati Gregorio Marchese, definito dal GIP la costola del politico e figlio dello storico killer della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, Filippo Marchese, e poi il consulente d'azienda Achille Andò. Russo aveva un contatto stretto con Cosa Nostra, favori in cambio di sostegno elettorale. In cambio Russo avrebbe promesso e dato posti di lavoro a uomini di mafia, ai loro familiari o a persone da essi indicati entrati nell'orbita di cooperative e associazioni finanziate con fondi pubblici. Russo avrebbe messo a disposizione dei mafiosi soldi, buoni benzina e generi alimentari da distribuire agli elettori. Altre volte avrebbe promesso la sponsorizzazione delle feste di quartiere. Un altro capitolo dell'inchiesta riguarda la presunta ingerenza di Russo nella SIPET, la società che ha rilevato la gestione dell'ippodromo di Palermo. Russo e Marchese sono indagati per estorsione. Avrebbero costretto, su mandato dell'amministratore delegato, due professionisti a rinunciare ai soldi delle parcelle che vantavano dalla società. Operazione Mi Amor è in viaggio dalla Colombia a Caltagirone per essere avviate alla prostituzione, scoperto un traffico gestito da 2 colombiane, 9 arresti. L'accusa è di quelle gravissime, essere stato costantemente a disposizione di Cosa Nostra. In manette Mimmo Russo, noto politico palermitano, ex consigliere. I clienti li chiamavano Mi Amor e dall'appellativo usato dalle vittime arrivate in Sicilia dal Sud America ha preso il nome l'ultima operazione dei carabinieri di Catania, che ha portato alla luce l'attività di un gruppo criminale capace di reclutare donne tra 25 e 40 anni provenienti dalla Colombia da avviare alla prostituzione. 3 gli arrestati tra le 9 misure cautelari emesse nelle province di Catania, Agrigento e Messina, con le accuse di associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A capo dell'associazione c'erano 2 donne colombiane, una delle quali condotta in carcere mentre l'altra è irreperibile. Insieme agli altri indagati, tutti italiani, avrebbero curato ogni aspetto dell'attività. Si preoccupavano di spostare le ragazze dall'aeroporto alla città di Caltagirone, ma anche accompagnarle a fare spesa, pagamento di bollette o ricariche telefoniche. Il tutto dietro compenso. Le vittime giunte all'aeroporto di Catania sarebbero state condotte in 2 vere e proprie case di appuntamento nel centro di Caltagirone. La permanenza nel comune del Catanese poteva durare per le ragazze solo 1 settimana, prima di essere dirottate in altri centri dell'isola. Importante il flusso di clienti e di relativi guadagni illeciti. Le prostitute, infatti, oltre a dover cedere parte dei loro ricavi, sarebbero state costrette a versare giornalmente all'organizzazione una tassa tra i 50 e i 100 euro, che sarebbe servita anche da canone per l'alloggio. Emergenza idrica, la regione siciliana vara una cabina di regia per fronteggiare la crisi, autobotti e nuovi pozzi tra le misure da adottare nell'immediato, ma l'imminente arrivo dell'estate non attenua le preoccupazioni. Una cabina di regia per far fronte all'emergenza idrica in Sicilia è stata istituita dalla giunta di governo presieduta da Renato Schifani. La struttura avrà il compito di individuare gli interventi più urgenti per mitigare gli effetti della crisi e sarà guidata dallo stesso Schifani e coordinata dal capo della protezione civile Salvo Cocina. Ne fanno parte i dirigenti generali dei dipartimenti regionali tecnico, acqua e rifiuti e autorità di bacino idrogeologico, l'avvocato generale della regione ed esperti delle università di Palermo e Catania. Gli assessori all'agricoltura, all'energia e alle infrastrutture parteciperanno
parteciperanno liberamente alle riunioni della struttura che si insedierà al Palazzo d'Orleans. Intanto proseguono le interlocuzioni tra la Protezione Civile regionale e quella nazionale per la dichiarazione dello stato di emergenza. Il capo del Dipartimento Nazionale, Fabrizio Curcio, ha già riscontrato la richiesta avanzata qualche giorno fa dal governo Schifani. Sulla scorta di precedenti che hanno visto coinvolte altre regioni, la Protezione Civile nazionale ha già indicato gli interventi immediatamente finanziabili per far fronte al contesto emergenziale estivo. Si va dai piani di distribuzione callo-autobotti agli impianti di pompaggio supplementari, dalla rigenerazione dei pozzi alla realizzazione di nuovi pozzi e sorgenti, dagli interventi sulla rete idrica a dissalatori e potabilizzatori portatili. È stata chiesta da Roma ulteriore documentazione e convocata un'apposita riunione tecnica tra gli uffici romani e palermitani che si terrà giovedì mattina in videoconferenza. Oltre che sul piano tecnico, le interlocuzioni sono state avviate anche su quello politico. Il presidente Schifani ha telefonato stamattina al ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Non c'è solo la crisi idrica, anche la tangata sui carburanti. Dopo 6 mesi di tregua tornano a impennarsi i prezzi di benzina e gasolio. Un pieno costa 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno. Intanto l'opposizione chiede al governo di dare una sforbiciata alle accise. Dopo 6 mesi di tregua tornano ad impennarsi i prezzi dei carburanti, con la benzina che raggiunge al self 1,91 al litro, il massimo dal 19 ottobre. Non è certo una buona notizia per gli automobilisti, con un'ondata di rincari che, inevitabilmente, peserà in occasione dei prossimi ponti del 25 aprile e 1 maggio. Il Codacons calcola che il pieno costa già 7 euro in più rispetto ad inizio anno, circostanza che non è sfuggita agli utenti della strada. Io l'ho appena fatta e ho notato un grosso aumento della benzina. Addirittura 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno? Sì, assolutamente sì. Ma questo è un grosso problema, a discapito nostro ovviamente, del popolo. Tutto questo è assurdo. Io già ho una spesa media di 400 euro al mese. Ma perché aumenta la benzina? La risposta è di Ivan Calabrese, presidente Figish. Adesso anche l'OPEC, che è l'organizzazione dei maggiori produttori di petrolio al mondo, tra cui fanno parte anche la Russia, che è il maggiore esportatore di petrolio in Europa, ha annunciato un taglio drastico della produzione di petrolio. A questo si aggiunge anche che ci si aspetta una ripresa dell'economia di Stati Uniti e Cina, che avranno una maggiore richiesta di petrolio e prodotti raffinati. Tutto questo farà sì che ci sarà minor petrolio e prodotti raffinati disponibili sul mercato. L'opposizione scende in campo e fa pressing sul governo Meloni, chiedendo di tagliare subito le accise. Tra il serio e il faceto, questa automobilista propone la sua soluzione. Dobbiamo posare tutte le macchine, così stringiamo un po' le cose. Lasciamola a casa, se siamo d'accordo tutti. Beh, sarebbe una idea giusta, ci vorrebbero però forse un po' più di trasporti pubblici. Che dici, Angelo? Direi fondamentali. A te la parola. Allora, cominciamo la rassegna stamattina con la Sicilia di Catania, la prima pagina, vediamo subito e leggiamo immediatamente quelli che sono i 2 fatti più significativi per quanto riguarda i fatti regionali. Eccoli qua, nuove strategie, stessi affari, gli Arena autonomi a Librino, si riferisce ieri all'operazione che si è stata dei carabinieri a Catania. Dall'altra parte, affari e posti di lavoro ai clan, mafia e voto di scambio a Palermo, la rete di Russo, ex consigliere di Fratelli d'Italia. Questi sono i fatti di cronaca più significativi. Accanto a questi abbiamo visto anche nei servizi prima, squillo colombiane, turnover ogni 7 giorni con locali, logistica e promozione in rete per questa organizzazione che era capeggiata da 2 donne sudamericane. Poi ci sono gli altri 2 fatti che la Sicilia mette in evidenza, uno di carattere nazionale certamente, l'esplosione e l'ennesimo incidente sul lavoro, esplode Centrale, strage sul lavoro in Emilia, il bilancio 3 morti e 4 dispersi, 5 feriti, la testimonianza, un disastro impressionante, ma vedremo poi nei quotidiani nazionali maggiori approfondimenti. E su Catania arriva la Hydrogen Valley, un gruppo francese, franco-svizzero in realtà, sceglie Siracusa per un maxi impianto da 100 megawatt e la svolta green per il petrolchimico. Vedremo che cosa succederà. E poi l'economia, c'è una crescita dell'1%, pesa il super bonus sia al taglio del cuneo e ancora c'è una notizia di cronaca che comunque viene ripresa anche
a livello nazionale, stupro di gruppo a Palma di Maiorca, finiscono in carcere 4 italiani. Le notizie che approfondiamo stamattina sulle pagine interne: la Sicilia, Palermo, mafia e voto di scambio, ex consigliere di Fratelli d'Italia finisce in cella. L'inchiesta aiuta i clan con affari e posti di lavoro, con lui il figlio di boss e faccendiere massone. Questo è quello che scrive la Sicilia. Dalla Sicilia sempre l'operazione a Catania, a Librino, sgominato a Librino il gruppo Arena, gestiva 2 grosse piazze di spaccio. Il Blitz, la compagine criminale, per la prima volta autonoma e pronta a difendere il territorio con le armi. 31 sono le misure cautelari che sono state per l'appunto emesse. E sempre sulla città di Catania vi segnalo, grazie ai filmati delle telecamere, sono stati filmati mentre depositano i rifiuti. Sono scattate 11 denunce penali nei confronti di questi furbetti della spazzatura, tutti deferiti alla procura per violazione delle norme ambientali. Bisogna stare attenti da ora in poi. Bisogna fare attenzione perché chiaramente queste telecamere hanno ripreso 11 persone ritenute responsabili, come abbiamo detto, di abbandono di rifiuti in aree controllate dalla telecamera di videosorveglianza. Si tratta di via Officina Ferroviaria, via Vincenzo Zaccà, via degli Olmi, stradale Cravone e San Giorgio. Insomma, siamo è abbastanza ampia, diciamo, la zona. Sono stati deferiti, come detto, alla Procura della Repubblica. Poi a Catania le telecamere ormai sono un po' dappertutto, quindi insomma, attenzione. Città controllata a 360 Attenzione. gradi. A Siracusa, adesso parliamo di ambiente, perché insomma i rifiuti c'entrano certamente con l'ambiente, bisogna averne cura. Siracusa nasce la Hydrogen Valley, svolta verde per il petrolchimico. Il gruppo franco-svizzero realizzerà un maxi impianto da 100 megawatt e questo consentirà chiaramente di produrre diciamo della energia pulita, una svolta epocale nella produzione dell'idrogeno verde in Sicilia, un impianto da 100 megawatt con la capacità di espandersi fino a 300, strategico per la decarbonizzazione dell'intera regione. Bellissimo, importante. L'aspettiamo. Poi l'abbiamo sentito prima nei servizi, il governo regionale istituisce la cabina di regia sulla crisi idrica. Per la siccità Schifani chiama Musumeci, carteggio già alla protezione civile, quindi c'è questo continuo scambio di informazioni tra la regione e il governo. Poi siamo sul giornale di Sicilia, il titolo principale: il capopopolo è amico dei boss, leggiamo qui, rapporti pericolosi, affari torbidi, l'inchiesta che porta in carcere Mimmo Russo e altri 2 domiciliari traccia una rete di interessi mafiosi fra posti di lavoro, favori e clientele. RAS dei precari palermitani, leader sindacale, una carriera quarantennale da consigliere comunale e di circoscrizione, da destra sino a Orlando. E poi ancora, vedete le reazioni, subito sospeso da Fratelli d'Italia, le opposizioni vanno all'attacco per questo fatto, per questo arresto. Poi per i traghetti scatta l'obbligo del servizio pubblico, incendi, bando per i ristori, i provvedimenti che sono stati adottati ieri dalla Giunta. E ancora, a Piazza Sant'Oliva, un turista americano, nuova vittima delle buche trappole, ha riportato ferite al volto ed è stato ricoverato. Fatale, un marciapiede dissestato e quindi insomma il racconto. Ma a Catania questo? A Palermo. Questo a Palermo, attenzione perché insomma Palermo ha questo problema delle strade dissestate, problema anche che riguarda anche i marciapiedi. Su Repubblica Palermo si torna di nuovo a parlare dell'arresto di Mimmo Russo, capopopolo tra mafia e massoneria. L'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia accusato di concorso esterno e voto di scambio, assunzioni, buoni benzina in cambio di preferenze, e puntava al controllo dell'ippodromo, quindi insomma aveva già evidentemente capito quale poteva essere il business. Il suo comitato d'affari voleva realizzare un nuovo centro commerciale. Poi c'è questa fotografia che vedete, il personaggio, il Masaniello dei precari, osannato al borgo, Mimmo Russo, che è il secondo da destra, accanto a Giorgia Meloni e ad altri esponenti di spicco di Fratelli d'Italia. Insomma, una situazione un po' di difficoltà anche per la Premier. L'allarme, anche se lui è stato subito sospeso. certo.
Il ponte e il boss in Calabria, 20 nomi sospetti fra gli espropriandi, anche qui insomma Repubblica, studenti a lezione di sicurezza per evitare infortuni, è una buona evidentemente lezione per tutti noi, non solo per gli studenti. L'esperimento alle falde dell'Etna rivive un vino di 2000 anni fa, quindi insomma si parla anche di enogastronomia stamattina, ma gli approfondimenti li facciamo. Vedete, il capopopolo arrestato, questo è il titolo scelto da Repubblica nelle pagine interne, arrestato Mimmo Russo, ma poi possiamo leggere tra le parole del procuratore: voti di mafia, il virgolettato è questo, per 15 anni in cambio di assunzioni. Tra le persone finite in manette, tra cui l'ex consigliere comunale, stava allo stesso tavolo dei boss. Questo è, diciamo, l'atto di accusa. E ancora, non lasciamo questo tema, perché anche le pagine nazionali stamattina tornano su questo fatto, e vedete Repubblica, e leggiamo: dal patronato al borgo, alle rivolte dei precari, il Masaniello della destra a caccia di preferenze. Questo sulle pagine comunque di Repubblica. La stessa cosa anche sulla Stampa: l'antimafia entra in campo, sono stati chiesti gli atti delle indagini di Torino, Bari e Palermo, accomunati tutti perché la commissione parlamentare a breve convocherà ufficialmente una audizione di De Caro ed Emiliano. Questo è l'altro versante PD. Versante PD, insomma c'è di tutto, ma adesso chiedono anche gli atti di Palermo dopo l'arresto di ieri di Russo. Siamo quasi in chiusura, e allora vediamo anche la Gazzetta del Sud, che ha in primissimo piano il ponte: l'iter degli espropri sarà lungo. I dubbi dei sindaci di Villafranca e Saponara, oltre 750 dicono no, docenti dicono di no, mentre Salvini esalta gli investimenti infrastrutturali in Sicilia e Ciucci fa il punto in vista della conferenza dei servizi. E poi ancora mafia e politica, arrestato il Masaniello dei precari. Restiamo a Messina, sciolta la prognosi, 30 giorni, l'anziano pestato da 4 giovani, il figlio punire i responsabili. E vedete, questa è la foto sulla prima pagina stamattina della Gazzetta del Sud. Allora noi ci salutiamo per il momento e chiudiamo con un fatto che ci riporta a quelli che sono poi i temi nazionali. Il rogo della centrale assuviana, 3 morti, 4 dispersi a causa di un'esplosione nell'impianto idroelettrico della diga nel Bolognese. Ci sono 5 ustionati gravi. Ci fermiamo provvisoriamente per la rassegna stampa siciliana, tra poco quella nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Allora, ripartiamo di fatto da dove ci siamo fermati. Eravamo sulle pagine regionali, ma le pagine nazionali ricominciano proprio con la strage nella centrale idroelettrica. Scrive il Corriere della Sera: esplosione nel Bolognese, i pompieri a 40 metri sotto il livello del lago, almeno 3 morti e 4 dispersi. La tragedia dovuta allo scoppio di una turbina sulla quale erano in corso dei lavori. Testimoni il boato, poi il fumo, ci sono feriti gravi. Mattarella, chiarire, chiede chiarimenti il Presidente della Repubblica. Poi le altre notizie dalla prima pagina: via libera al DEF, leggero, crescita all'1%, e c'è ancora il cuneo fiscale che è stato diciamo prorogato sino per tutto il 2025. Poi attenzione a questa notizia, perché si parla di antiterrorismo. Dal 7 ottobre massima allerta, siamo un target, e quindi insomma, cioè un obiettivo. Siamo un obiettivo dei terroristi. La prima pagina, come abbiamo visto, del Corriere di fatto è tutta dedicata alla tragedia sul lavoro avvenuta nel Bolognese. E anche Repubblica in primo piano, vedete,
ha questa fotonotizia che è, diciamo, piuttosto eloquente. Collaudo con strage, scrive. Ecco, ci sono i pompieri che sono al lavoro, che stanno cercando di intervenire per quello chiaramente che possono, cercare di trovare magari delle persone ancora via, dei lavoratori. Disastro nella centrale idroelettrica sul lago di Suviana nel Bolognese, esplode una turbina, 3 morti, 4 dispersi, 5 feriti. Nell'impianto Enel Green Power era in corso una verifica, cordoglio di Meloni, monito di Mattarella, sia fatta piena luce, l'inchiesta parte dalla manutenzione, il procuratore ora i corpi, poi le cause. Questo è quello che dice il procuratore che si occupa del caso. E poi la politica, perché sale il debito, scende la crescita, arriva il DEF senza soldi. Questa è la sintesi che fa Repubblica sui conti, diciamo, italiani, affidato a Carlo Cottarelli, che insomma è una persona esattamente di economia. E poi la Commissione per l'Unione Europea, la Meloni pronta a proporre Draghi. Questa è la mossa nel caso in cui la von der Leyen, un colpo grosso questo, non dovesse avere magari i favori, allora se la von der Leyen non ce la fa, lei è pronta a proporre Draghi. Beh, fantastico. E questa è la sua idea. Poi ancora lasciamo la prima pagina di Repubblica, siamo sulla Stampa, titolo piuttosto forte: bruciati vivi, mamma mia, 30 metri sotto il lago, il bilancio 3 morti, 5 feriti gravi, 4 dispersi, al piano -8 dell'impianto invaso dall'acqua, erano tutti operai in subappalto. Scoppio nella centrale elettrica Enel della diga di Suviana, il prefetto, esplosa una turbina, Mattarella fare subito chiarezza. Queste sono le sue parole. E vedete ancora la notizia, è quella che abbiamo visto, la foto è quella che abbiamo visto su Repubblica, poi sono delle riflessioni. Ho visto i miei colleghi carbonizzati, sono i racconti, il dramma di Vincenzo, Mario e Pavel, che sono, diciamo, 3 delle vittime di questa terribile vicenda. E poi il DEF, il governo va a caccia di 20 miliardi per coprire, diciamo, quelle che sono le esigenze, la guerra in Ucraina, l'amicizia Putin-Xi non è senza limiti. E poi Medio Oriente, Friedman, Israele, tutti gli errori di Bibi. E ci sono poi le contestazioni, sapete, nelle università. Bernini, il ministro Bernini, e Piantedosi stretta sugli atenei. Questa è la prima. Perché nelle università c'è un'ondata anti-israeliana, sì, filo-palestinese. Ecco. Esattamente. E poi siamo sul Sole 24 Ore, perché leggiamo intanto le successioni alle aziende, ecco le novità, la riforma fiscale, spazio alle semplificazioni. Per ora nessun intervento sul superbollo auto, quindi per il momento è scongiurato, la mappa degli aumenti e sconti, prelievo ridotto per chi usa la telematica. Questa è la situazione. E poi ancora sul DEF, debito super 3 anni, bonus casa a 210 miliardi, insomma sono numeri che fanno in qualche modo girare la testa per quanto riguarda la situazione del nostro paese. Poi siamo sul Giornale, nella centrale idroelettrica, la strage sottoterra, esplode la turbina in una diga, 3 morti, 4 dispersi. C'è un'intervista con il ministro Salvini, con il piano Salva Casa avremo affitti più bassi, dice lui, nella sua, diciamo, in questa sua nuova proposta. Sapete, c'è una proposta per fare dei condoni, mini condoni per quelle che non sono delle cose gravi, non sono dei veri e propri reati. Poi il DEF del governo, 4 anni per sistemare i conti, la voragine super bonus, serviranno 4 anni per ritornare ad avere dei conti in regola. Avvenire, la strage sommersa, il titolo di Avvenire a proposito di quanto accaduto ieri, esplosione nella centrale idroelettrica Enel di Bargi, 3 morti, 4 feriti, 4 dispersi e 5 feriti gravi. Mattarella si è fatta chiarezza, i 12 tecnici travolti operavano per conto di ditte esterne. Questo è quello che viene fuori. E ancora nel DEF il debito torna a salire, confermato comunque il taglio delle tasse, ok al documento al buio. Salvini adesso muove
sulle autostrade e leggiamo ancora il clima tra i diritti umani, ma a marzo caldo record. È stata una sentenza della Corte europea di Strasburgo che ha dato ragione a quelle che vengono chiamate le nonne di Greta, che hanno fatto questo, diciamo, ricorso. Poi magari proveremo ad approfondire se avremo il tempo. Sul Fatto Quotidiano, eccolo qui, 15 miliardi, i dati del flop economico, più costi che benefici. Eccolo qui il titolo, il ponte e il mistero del progetto ignoto. Stamattina sul Fatto Quotidiano Ma c'è un progettista ignoto? Sì, vedi, c'è Secondo non si conosce, vediamo. Beh, sembrava abbastanza chiaro, no? Vediamo un po' poi cosa succederà. La centrale Enel, anche qui sul Fatto Quotidiano, dei appalti esterni, strage per la turbina che è scoppiata nel bolognese. Adesso leggiamo anche la prima pagina di Libero, così cambiano sesso ai bambini, la relazione sull'ospedale Careggi, il Ministero, percorsi psicologici inadatti, violazioni nelle procedure e poca trasparenza, e ora è scontro sulla clinica di Firenze che somministra i farmaci, la regione avanti così. È un titolo che ha soltanto Libero stamattina, un dato che evidentemente avranno avuto queste informazioni. Poi una legge per vietare le scuole chiuse alla Ramadan, questo è uno studio che sta facendo il governo. C'è stata una stretta di mano ghiacciata tra la Schlein e Conte, questa è bello questo, ghiacciata. La stretta di mano ghiacciata, quindi non è stata assolutamente calorosa questa diciamo stretta di mano. Il manifesto, vedete, lavoro sommerso, come sempre il manifesto ha dei titoli particolari accompagnati anche da foto particolarissime, come vediamo esplode la centrale idroelettrica sul lago di Subiana, sull'Appennino bolognese, 30 metri sott'acqua, è una strage, per ora 3 morti, 4 dispersi, tutti lavoratori in subappalto. Questo. E poi gli Atenei, sciopero anti-guerra, quello che scrivono stamattina, mobilitazione in tutta Italia, intanto a Gaza emergono i massacri, scrive ancora il manifesto. Prima pagina anche del Tempo, Ruth Elli, questo è il titolo scelto stamattina dal Tempo, lo scontro finale, patto Bettini-Orlando Conte contro la Schlein, Tarquinio, l'ex sindaco e il gruppo cattolico, così la capitale tenta l'assalto al Nazareno. Questi insomma scenari politici che vengono praticamente disegnati. Ancora, par condicio, legge sbagliata e fuori tempo, il bavaglio TV, diciamo, su quello che sono i nuovi modi di affrontare i dibattiti politici in televisione, lo speciale sul documento di programmazione economica, cioè sull'adeguamento, la stangata di Conte, la ricetta di Giorgetti, no alla manovra bis, e poi l'ISIS minaccia attentati alle Olimpiadi di Parigi. In realtà c'erano state anche delle preoccupazioni, ieri si giocavano delle partite di Champions a Madrid, al Santiago Bernabéu, per proteggersi. A un certo punto hanno chiuso anche il tetto dello stadio perché c'erano state delle minacce. Lasciamo anche la prima pagina del Tempo, siamo ora sull'Osservatore Romano, siamo in Brasile, metallo pesante. Vediamo un attimino cose che possiamo leggere di più. Oltre il 55% dei bambini, chiedo scusa, adesso sistemiamo, eccolo qui, oltre il 55% dei bambini indigeni soffre di un disturbo che evidentemente insomma, dà problemi cognitivi a causa della contaminazione da mercurio. Questo è quello che viene riportato stamattina dall'Osservatore Romano. Un paio di prime pagine ancora, siamo sulla Nazione di Firenze, trappola mortale, si riferisce proprio all'esplosione che è avvenuta 40 metri sottoterra nella centrale elettrica di Bargi, e poi con i racconti ovviamente di quanto accaduto. Siamo sul secolo XIX, stamattina anche qui, inferno nella centrale, sono tutti i titoli, stamattina i quotidiani hanno quasi tutti la stessa apertura, poi patto di potere,
siamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la procura Sandrino, copertura politica da Emiliano, l'antimafia chiede le carte del nuovo caso di Bari. Quindi un'apertura un po' diversa rispetto a tutto quello che abbiamo visto prima. E invece, per approfondire qualcosa dalle pagine interne, visto che abbiamo del tempo stamattina, possiamo leggere di alcune curiosità, un approfondimento intanto per quanto riguarda le droghe che troviamo sul Messaggero. Le droghe sintetiche, spaccio online, la polizia, i giovani da salvare. Oggi si celebrano i 172 anni della fondazione del Corpo, la festa a Roma, ma chiaramente in tutte le sedi della polizia in Italia. E il pericolo viene proprio dalle droghe sintetiche e questo spaccio che ormai avviene online. Ieri abbiamo parlato della cocaina rosa. E quindi anche questo, a proposito di quanto di notizie che ci portano a parlare e fare degli approfondimenti, a proposito di energia green, ci sarà una prima centrale a fusione nucleare attiva entro il 2035. Lo dice l'ENI, la società collabora con la Commonwealth Fusion System, la sperimentazione sarà avviata già in questo decennio. Stiamo parlando chiaramente di futuro in questo momento. Vedremo. Intanto noi siamo in queste ore, in questi minuti, andiamo a vedere il tempo che fa e poi dopo avremo i primi ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Perturbazione che continua ad interessare il nord Italia nella giornata di mercoledì, qualche fenomeno anche su parte del centro e localmente sul basso versante tirrenico. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia. Qui non mancheranno ampie schiarite, da segnalare solo un po' di variabilità sulla fascia tirrenica, qui con una maggiore nuvolosità e anche qualche piovasco non escluso. Ventilazione che soffierà sostenuta con mari mossi o molto mossi localmente agitati, clima nel complesso piacevole con valori tra i 18 e i 24 gradi nelle ore centrali della giornata. Per quanto riguarda poi la giornata di giovedì, ancora un po' di variabilità, questa volta da segnalare sui settori orientali della regione, ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta. Per quanto riguarda le temperature massime, non subiranno particolari variazioni, avremo valori ancora oltre i 20 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Così in diretta di nuovo, con noi c'è Carmelo De Caudo che è segretario generale della CGIL di Catania, benvenuto, grazie di essere con noi. Parliamo dello sciopero generale che CGIL e UIL hanno organizzato per domani, sono 4 ore, se non sbaglio quella è la modalità esatta. La modalità noi domani è uno sciopero a carattere nazionale con iniziative territoriali. Noi su Catania domani alle 10 andremo a depositare una corona di alloro dove è avvenuta la morte dei 2 vigili del fuoco nel 2018 e poi faremo un flash mob alla Villa Bellini con bandiere bardate a lutto per dare un segnale forte al governo che ormai sta avvenendo la morte del lavoro. Proprio ieri un altro grave incidente sul lavoro. Ne abbiamo parlato ampiamente con la rassegna stampa da poco fa con il collega Gagliano, questa strage alla centrale idroelettrica di Suviana vicino a Bologna, sotto un lago è esplosa una turbina, ci sono 3 morti, 4 dispersi, 5 feriti e la cosa che salta fuori lì, oltre ovviamente la dimensione della tragedia, è che questi lavoratori erano quasi tutti o tutti forse in subappalto. In subappalto, è chiaro che il problema del subappalto e degli appalti a cascata è un serio problema perché le maggiori morti sul lavoro avvengono proprio in quelle aziende, pertanto noi chiediamo con forza al governo che venga
aboliti questi subappalti, perché ovviamente quindi abolizione dei subappalti. Abolizione dei subappalti comprimono il costo del lavoro e ovviamente le aziende che comprimono il costo del lavoro vanno a risparmiare su salute e sicurezza. Diamo il benvenuto a Enza Meleri, che è collegata con noi, lei è segretaria generale della UIL Catania. Noi stiamo già parlando lo scopo dello sciopero generale di domani di CGIL e UIL nazionale, ma come abbiamo appena sentito da De Caudo, con manifestazioni anche a Catania in particolare per quanto ci riguarda. E naturalmente il problema è quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Com'è la situazione da noi in Sicilia, Meli? La situazione in Sicilia è quello che vediamo. C'è la situazione di tutta Italia, forse è qua un po' peggio perché si risparmia sulla sicurezza del lavoro e come ha detto Carmela i subappalti a cascata non favoriscono, perché significa che io prendo un lavoro a 100 euro, lo rivendo a 60, quindi io mi incasso 40 senza che devo fare niente e chi si incassa 60 vuole incassare anche lui un altro 40, quindi quel 20 rimane ai lavoratori, quindi qualcosa la devono tagliare. È come voler fare il ragù senza piselli, senza carne, senza salsa, quindi alla fine è così. C'è un problema purtroppo drammatico che è quello di non perdere la vita, ma c'è anche un problema che riguarda la salute sui posti di lavoro, è giusto De Caudo? C'è un problema che riguarda la salute nei luoghi di lavoro, tant'è che noi chiediamo che venga rafforzata anche la medicina sul lavoro. È chiaro che mancano le figure preposte per poter operare in questo settore, chiediamo, ma lo chiediamo da anni, anche con voi abbiamo trattato il tema, gli ispettori sul lavoro, che sono ahimè ancora 9 ispettori su tutta la provincia di Catania, quando sulla base del numero dei lavoratori impiegati sulla provincia di Catania ce ne vorrebbero almeno 40. Quindi 9 su 40 ce ne 9 sono su 40. Certo, fa riflettere, non c'è dubbio. Enza Meleri, segretaria generale della UIL, però voi avete anche come obiettivo la riforma fiscale, cioè non vi piace la situazione per quanto riguarda il sistema, progetti anche del governo su questo. Che cos'è che non va e cosa proponete voi? Guardi, la cosa strana è questa, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati viene detratto tutto quello in busta paga, quindi lo paghiamo direttamente. Abbiamo avuto 25 condoni in quest'anno, quindi vorremmo non il sostituto d'imposta e avere tutto l'importo lordo e avere gli stessi trattamenti che hanno gli imprenditori in Italia. Tutti, anche i prenditori che si prendono la vita degli altri, perché come lei ben sa le tasse li pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati, gli altri vanno avanti a condono. 25 condoni mi sembrano anche esagerati, quindi favorire chi non paga le tasse, quindi le tasse, io pago le tasse e tu, questo dovrebbe essere un nuovo slogan per tutti, perché poi alla fine paghiamo tutti, cioè usufruiscono dei servizi di più chi non paga, quindi questo si ripercuote sulla sanità, si ripercuote sulla salute delle persone. Proprio oggi è uscito dalla fondazione Jimmy che il precariato selvaggio, la mancanza di lavoro, di stabilità, più di 2 milioni di persone non si curano più. Sì. Sapevamo già questo da molto tempo, ma adesso abbiamo la certezza, abbiamo 2 milioni di persone che non si curano. Andando di questo passo io credo che il disagio principale si avrà proprio sulla salute, che è un bene prezioso. Quindi parlando del governo io vedo che è un governo assente, che non ascolta, che quando ci invita 40 sindacati per confonderci e non invita i sindacati più rappresentativi che sono CGIL, CISL e UIL, con cui parlare e confrontarsi, e quindi questo non va bene. Rientriamo in studio con De Caudo. Le volevo chiedere a proposito di progetti del governo, abbiamo sentito la segretaria della UIL Meleri parlare di condoni, che valutazione date del cosiddetto piano salva casa, questa nuova iniziativa del ministro Salvini che non vuole si dica sia un mini condono, come vi sembra? Ma quello è un condono a tutti gli effetti, lo diceva bene Enza.
diciamo, nella sua esposizione per quanto riguarda l'evasione fiscale. È chiaro che questo governo, la linea che ha intrapreso è la linea dei condoni, la linea praticamente non solo dei condoni, ma anche quella di agevolare chi ovviamente sta meglio. I lavoratori è chiaro che sono quelli più tartassati, perché il 90% non solo dei lavoratori ma anche dei pensionati sono quelli che pagano ovviamente l'IRPEF in Italia. Il 90 miliardi all'anno di gettito li pagano i lavoratori e i pensionati. È chiaro che il 70% praticamente di quelli che ovviamente tra virgolette evadono sono proprio quelli che poi diciamo traggono benefici da queste leggi che il governo sta mettendo in atto. Noi infatti chiediamo che ci siano delle riforme che vadano verso la direzione di agevolare non solo i lavoratori ma anche i pensionati. Enzo Amelli, approfitto della sua presenza in collegamento per chiederle anche due parole sull'autonomia differenziata verso la quale voi siete in opposizione. Stamattina mi pare organizzate un convegno proprio voi dei sindacati. Cos'è che non va in questa autonomia differenziata? Guardi, l'autonomia differenziata in poche parole significa un grande gettito al nord e poche goccioline che arrivano qua a farci bere. Significa mettere in discussione la sanità, le scuole e tutto il resto. Io credo che questo governo non possa fare passare, sempre camuffando le cose, perché di questo fa questo governo, camuffa, dice cose, però ogni cosa va chiamata col proprio nome, perché anche se io cambio maschera, sempre la stessa sono, cioè cambio la maschera e torna a essere la stessa. Quindi l'autonomia differenziata è no, perché si renderanno conto dei danni che faranno ancora a un sud depredato più di quanto non sia anche oggi, mi creda. E lo vediamo in tutto. Quindi io direi, se lei mi permette, io direi al governo di incominciare a sedersi a un tavolo e ascoltare i sindacati. Innanzitutto una cosa, il silenzio per queste mattanze proprio dei morti sul lavoro, che è lo sciopero di domani, le mattanze nei cantieri, nelle fabbriche, nei campi, cioè le mattanze e il silenzio. Il silenzio, come diciamo sempre, è complice a chi non fa niente. Quindi noi chiediamo che venga istituito il reato di omicidio sul lavoro. E questo è un dato di fatto e non ci fermeremo, perché oggi si parla di questi omicidi, di queste morti, mentre prima morivo. Cioè non è così, non si può morire di lavoro, anche perché non muore solo il lavoratore, muore tutta la famiglia, perché sappiamo cosa significa uscire di casa la mattina e non ritirarsi più la sera. Quindi pensiamo alla moglie, ai bambini, ai genitori, c'è una famiglia distrutta per sempre e purtroppo non si scherza sulla vita degli altri. È un assassino, ecco, chiamiamolo con il proprio nome, è un assassino. Quindi questo governo, se non vuole essere complice di queste cose, incomincia a fare qualcosa di attivo e di vero. Innanzitutto proteggendo il lavoro, la sicurezza sul lavoro, non dando precariato selvaggio a questi giovani fantasma, rendiamoli veramente reali. E applichiamo le norme di sicurezza sul lavoro, prendiamo i soldi dove ci sono, perché mi pare che sia un governo per chi sta bene e non per chi sta male, perché per chi sta male può stare anche peggio, tanto quelli che stanno male sono di più di quelli che stanno bene. I soldi... Grazie Enzo Amelli, segretario generale della UIL di Catania. Voi sarete naturalmente d'accordo su quanto abbiamo appena sentito, voi della CGIL? Noi infatti oggi stiamo facendo proprio un convegno sul no all'autonomia differenziata. È chiaro che è una riforma a nostro avviso iniqua, che aumenta ancora di più i divari tra nord e sud. È chiaro che in Sicilia, nel mezzogiorno in generale, le ripercussioni sono delle ripercussioni forti che toccano la carne viva non solo dei lavoratori ma di ogni singolo cittadino, di ognuno di noi, su temi fondamentali della Costituzione quali la sanità e l'istruzione. Cioè voi temete che ci siano meno fondi? Ci sono meno risorse, è chiaro, perché una volta che tutto deve essere a sostegno della regione, una regione come la Sicilia, che sappiamo in quale condizione versa, è chiaro che questa regione sarà una regione ancora più in difficoltà e ancora più martoriata.
L'ultima domanda inevitabile, gliela devo fare per quanto riguarda lo sciopero di domani, trasporti compresi anche 4 ore, com'è? Trasporti compresi, però i trasporti è chiaro che rispetteranno le fasce di garanzia. Quindi per bisognerà quanto informarsi riguarda... per Sì. vedere quali sono le fasce di garanzia previste. Supermercati, c'è un problema che riguarda il 25 aprile, ce lo vuole chiarire, di cosa si tratta? Ma noi il 25 aprile è chiaro che manifesteremo come ogni anno, diciamo, abbiamo fatto insieme all'Ampia. È chiaro che in quel settore, in quel comparto c'è un problema che è il rinnovo contrattuale. È ovvio che quel contratto è fermo da anni, tra cui questo tema fa parte anche, diciamo, dello sciopero di giorno 11. È chiaro che noi chiediamo che i contratti vengano ovviamente rinnovati, non si può aumentare il potere d'acquisto e i contratti rimangono fermi. Ci fermiamo qui, grazie a Anza Amelli, segretario generale della UIL di Catania in collegamento, e grazie a Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL di Catania. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, ci trasferiamo a Palermo, siamo con Marco Gullà in collegamento che ha 2 ospiti. Vogliamo parlare di una iniziativa importante e anche di un oggetto importante, di uno spazio importante, la Pensilina Rossa contro la mafia e la violenza. A te Marco. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Sì, infatti sono praticamente a ridosso della via D'Amelio che è alle mie spalle. Questa è la Pensilina Rossa, siamo proprio nel luogo dove è nata questa Pensilina Rossa e sono in compagnia di Antonella Ferraro, che è qui al mio fianco, e poi di Emilio Corrao, che è l'ideatore, insomma, di questa Pensilina Rossa. È un progetto decisamente importante che nasce proprio quasi nel cuore di via D'Amelio. Siamo in via Autonomia Siciliana, quindi a ridosso proprio di dove c'è stata la strage del 1992, e il progetto, l'idea, il significato di questa Pensilina la chiediamo direttamente ovviamente a chi l'ha creata, a chi l'ha ideata. Emilio. Buongiorno, sono Emilio Corrao. La Pensilina Rossa nasce nel 2021 su una mia idea, perché quest'area è uno spartitraffico. Non so se ci sono delle domande allo studio, qui non si sono. Vado avanti. Ok, quindi è uno spartitraffico ed era uno spartitraffico che era pieno di immondizia, al che mi sembrava un'area violentata dall'incuria. Quindi proposi all'amministrazione Orlando di dare vita alla prima Pensilina Rossa 1522. In questo caso si tratta di una pensilina di autobus dismessa, che sopra al posto del numero dell'autobus ha il numero 1522 ed è un presidio permanente di legalità. Quindi quest'area prende il nome, grazie anche a questa realizzazione della Pensilina, di area dedicata al valore delle donne contro ogni forma di violenza. Quindi non è solo contro la violenza sulle donne, ma anche contro la violenza sul mondo animale, vegetale, ma anche sugli uomini. Il desiderio della pace è anche uno degli espedienti di questa Pensilina. Nasce con l'installazione di questi pannelli, che possiamo anche vedere, dedicato a 5 donne che sono vittime dirette e indirette della strage di via D'Amelio, quali Emanuela Loi, prima donna poliziotta a morire in una strage di mafia, Rita Atria, giovane donna che si oppone al puzzo del compromesso mafioso, e poi abbiamo Rita Borsellino, che si è impegnata tantissimo nell'attività civile e anche in politica, Maria Pia Lepanto, che è la mamma di Paolo Borsellino, e Agnese Piraino Leto, che è la moglie di Paolo Borsellino. Queste 5 donne rappresentano le 5 fasi di crescita di ogni donna, da giovane donna, quindi da ragazzina come Rita Atria, giovane donna che entra nel mondo del lavoro, e poi la mamma, la moglie e la nonna. A questa donna è stato negato il diritto, attraverso la strage di via D'Amelio, di poter realizzarsi proprio come donna, come sorella, come madre, come moglie,
come nonna. Questo è il primo segnale, che sicuramente in un momento storico come questo, con questa deriva sociale, questo entra un po' di traverso, in taglio trasversale, si oppone appunto, come dicevo poco fa, a quel puzzo del compromesso che non è più solo di origine mafiosa, ma è anche legata a questa deriva sociale. Emilio, io ti voglio interrompere un secondo, Sì. perché Michele, anche poc'anzi, parlando ovviamente sia con Emilio che con Antonella, che poi interpelleremo in chiusura di collegamento, dicevo appunto, come tutte le cose belle a Palermo a volte vengono danneggiate, perché questa pensillina più volte è stata vandalizzata, addirittura ci sono anche dei segnali inquietanti, ne parlavamo poc'anzi con Emilio, che quindi subito dopo l'arresto del boss, del super boss Matteo Messina Denaro, questa pensillina è stata danneggiata, addirittura mi dicevi che sono stati abbiamo trovato gli occhi delle figure di Rita Borsellino e di Maria Pia Lepanto verosimilmente bruciati, anneriti dal fuoco. Subito dopo l'arresto di Messina Denaro? Sì, subito dopo l'arresto. Un segnale assolutamente inquietante. Purtroppo mi ricorda anche gli occhi danneggiati del murales fatto su Paolo Borsellino, che si trova a Piazza Marina, al quale gli avevano tagliato gli occhi, verosimilmente con un oggetto appuntito come un cacciavite o qualcosa del genere. Ma non era la prima volta che è stata danneggiata questa pensillina? No, questa pensillina viene inaugurata il 9 ottobre del 2021 proprio per il compleanno di Emanuela Loi. Qui c'erano le autorità locali e c'era anche Claudia Loi, la sorella di Emanuela Loi, e la nipote di Emanuela Loi, che si chiama proprio come lei, che oggi anch'essa è anche lei in polizia. E il giorno dopo hanno vandalizzato i pannelli e hanno rubato una piantina di pomelia che un condomino di Via D'Amelio aveva installato proprio qua davanti la pensillina. E poi quest'area, come dicevo, è un presidio di legalità permanente, perché nel tempo, o quasi subito per meglio dire, abbiamo installato una fontana che rappresenta la vita, 2 alberi di arancia mare che rappresentano la capacità delle donne di generare la vita con i suoi frutti. Poi c'è un masso caduto da Monte Pellegrino, quindi scartato da Monte Pellegrino, che lo abbiamo ingoblato qua dentro e rappresenta la solidità del valore delle donne, un masso molto forte, l'hanno dovuto mettere con una gru. Poi 2 alberi di pino che rappresentano la società più forte, che dovrebbe proteggere ad ombrello la società più debole. E poi abbiamo rinvenuto una installazione di una sagoma di donna afghana con bambino. Dico con donna afghana perché l'abbiamo trovata il giorno dopo che gli americani lasciano l'Afghanistan, quindi il diritto delle donne e dei bambini negati in territorio di guerra, come a Palermo, perché la mamma di Claudio Domine, il piccolo ucciso dalla mafia a San Lorenzo, quando vide la sagoma del bambino disse: "Questo è mio figlio", e installò 2 piante che anche quelle furono vandalizzate. E poi i 2 alberi di arancia mare, doveva essere uno originariamente, però abbiamo dovuto abbattere un albero di pino, il comune di Palermo ha dovuto abbattere un albero di pino perché era pericolante, al che per ogni vita spezzata abbiamo deciso di piantarne un'altra e un'altra ancora. Quindi sono 2 alberi di pino dedicate poi, installate dall'Azione Cattolica, e dedicata a 2 donne dell'Azione Cattolica. E il futuro, se mi permetti Michele, lo vorrei chiedere anche ad Antonella, che è una donna, e quindi lei tra l'altro l'abbiamo anche interpellata per altri temi, ad esempio come la violenza che è scoppiata spesso anche nel centro storico, ma anche nella zona residenziale di via La Lumia. Però appunto con Antonella voglio affrontare la questione futuro di questa pensillina. Sì. Qual è il progetto che state cercando di impiantare? Il progetto è quello che vorremmo che passasse e che si divulgasse, soprattutto che questa pensillina sia l'idea di poter crearne tante e tante altre in Sicilia e in tutta la nostra Italia, affinché questa sia proprio un fil rouge per tutto il paese, cioè che questa pensillina sia veramente un'idea contro la violenza in assoluto, e che questa violenza e questa non violenza passi per le scuole, passi per tante cose. Quindi per noi è importante che questa pensillina venga vista, venga valorizzata e venga protetta, soprattutto non solo qui in via D'Amelio, ma in tutte quelle che cresceranno. Noi ci auguriamo fortemente che in Italia e in Sicilia ne crescano tante, ne nascano tante, perché è fondamentale non solo per noi che non siamo più ragazzini, ma per i nostri figli e per i ragazzi. Senti, ma c'è ancora troppa violenza probabilmente in questa città, anche in questa zona che
Michele, questa è via D'Amelio alle spalle ed è sicuramente Questa pensilina è stata vandalizzata tantissime volte e grazie all'aiuto di Emilio Corrao e delle persone che se ne occupano e che ormai ce ne occupiamo tutti insieme, stiamo cercando di sempre, ogni volta, ripristinare, risistemare, ripulire, attenzionare. Purtroppo il vandalismo è una cosa che in questa città ormai impera sovrano e quindi ci auguriamo che il nostro impegno, la nostra faccia e la nostra forza ci portino ad avere una visibilità e una attenzione più precisa, più particolare. Mi sembra iniziative estremamente importanti, estremamente interessanti, significative al di là del loro valore simbolico. Speriamo che si possano diffondere e che possano essere anche difese, magari, non lo so, con sorveglianza, vigilanza, telecamere, in modo che, come dire, ci sia anche una risposta rispetto a questi vandalismi che voi avete denunciato. Grazie per essere stati con noi, è stato un momento molto importante, abbiamo un po' ripreso le fila di quello che si... Marco, continua. Grazie a voi. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora buon lavoro e buona prosecuzione. Adesso noi ci fermiamo, facciamo una breve pausa e poi avremo ancora un altro ospite. Forse è il momento di mandare in onda l'almanacco, mandiamolo. La giornata mondiale dell'omeopatia segna l'anniversario della nascita di Samuel Hahnemann, pioniere della medicina omeopatica. Per commemorare questa giornata, l'Associazione Medica Italiana lancia Stiamo Bene Naturalmente, offrendo check-up gratuiti per promuovere un approccio alla salute che valorizza le difese naturali e sottolinea l'importanza di uno stile di vita sano e di una prevenzione consapevole. Vi siete mai chiesti cosa rende una canzone un vero e proprio tormentone? La scienza ci dice che melodie orecchiabili, ritmi veloci e sincopati e un buon uso delle ripetizioni sono gli ingredienti segreti che fanno di una canzone un successo indimenticabile. Sia che si tratti di pop o di altri generi, il segreto sta nel creare qualcosa che colpisca e rimanga nella memoria. Piove sul bagnato, lacrime su sangue, sangue su lacrime. È Giovanni Pascoli che scrive per primo l'espressione piove sul bagnato. Nella mente del poeta c'era l'urgenza di esprimere che le disgrazie non vengono mai da sole, ma sono accompagnate da altre. La frase nel tempo è entrata nel linguaggio comune e oggi è usata per indicare anche il suo esatto contrario. Le fortune capitano solo a chi è già fortunato. Eccoci qua, Buongiorno Sicilia di nuovo in diretta e con noi c'è Ugo Barbara, scrittore, giornalista e autore ultimamente dei Malarazza, che è pubblicato da Rizzoli, romanzo storico potremmo dire, dove pensate incrociamo Bixio, Garibaldi, Cavour, fatti storici, insomma che è un nuovo Gattopardo. Ma magari, no, è un romanzo storico ambientato tra il 1860 e il 1880, è il primo di una saga di tre volumi e cerca di raccontare un po' l'emigrazione italiana negli Stati Uniti da un'ottica diversa, non più quindi gli italiani che partivano con la valigia di cartone, le pezze, ma ricchi. Per andare a fare fortuna, già ricchi, quindi per andare a fare ulteriore fortuna in America. Come il caso dei coniugi Montalto, che addirittura sono proprietari di terrieri, produttori di vino e a un certo punto decidono di fare una scelta. Quale? Decidono che i confini della Sicilia sono troppo stretti e che la fortuna è non più neanche in Europa ma in America. E quindi portano il business lì con una compagnia di navigazione, una banca. Tutto ispirato a personaggi reali, realmente esistiti e ovviamente poi però con le libertà della narrazione. Beh, ci mancherebbe. Beh, interessantissimo però, quindi frutto di una ricerca immagino anche importante. Sì, molto, ho lavorato tantissimi anni sulla ricerca, poi l'ho scritto in realtà in pochissimo tempo, però ho raccolto materiale per tantissimi anni e devo dire che soprattutto in America ho trovato una ricchezza di materiale sull'emigrazione italiana, su quello che gli italiani hanno fatto e che noi spesso e volentieri ignoriamo o dimentichiamo, che ha realmente contribuito a rendere grande quel paese. E c'è un ruolo particolare che ha
la donna Rosaria, cioè, che caratteristiche ha questo personaggio? Senza spoilerare troppo, non spoileriamo il libro, niente. Un po' lo dobbiamo fare. Beh, innanzitutto questo non è uno spoiler, fonda questa banca ed è una donna un po' diversa da quella che c'è stata sempre raccontata nei romanzi ottocenteschi, perché è fortemente volitiva e autoritaria e autorevole. Diciamo che io mi sono ispirato in realtà alle donne della mia famiglia, diciamo, guardando indietro nel passato, e anche a dei personaggi femminili realmente esistiti, che erano delle donne molto più forti di come ce l'hanno raccontati alcuni romanzi, tipo Il Gattopardo stesso o anche Viceré. E poi assume un ruolo importante, non diciamo quale, importantissimo in questa banca, eccetera, ed è anche un'anticipazione di quello che oggi fanno le donne. Vuole essere che cosa? Una metafora, un messaggio? Ma vuole essere più che altro una riscoperta, un rendere merito a delle figure che esistevano, ma che poi la storia e la storiografia non ci hanno tramandato, perché così come si riteneva che gli uomini fossero quelli che facevano le cose, si riteneva anche che fossero gli uomini quelli che dovessero essere ricordati, ma ci sono in realtà tantissime figure femminili che hanno fatto cose grandissime ma che poi sono passate in secondo piano. Adesso le faccio una domanda un po' scabrosa, perché so che quando si fanno i confronti fra la nostra emigrazione verso gli Stati Uniti e non solo, anche Sud America, eccetera, e la migrazione attuale, la gente si arrabbiano, dicono ma no, sono cose diverse, non c'entrano niente, eccetera. Però, per esempio, un film come quello di Garrone, Io Capitano, ci fa vedere come questo ragazzo che stava nel Senegal poteva benissimo continuare a stare nel Senegal, non era che moriva di fame, aveva la vita che si conduce da quelle parti, però aveva un desiderio di andare in Europa, di andare in Italia, di andare da noi. Ma c'è una somiglianza? Assolutamente sì, perché in realtà poi alla fine non è che si morisse letteralmente di fame, semplicemente si cercava di realizzare dei sogni e delle ambizioni, e questo è il motivo per cui partivano anche persone che avevano un'arte in mano, dei grandi artigiani, e succedeva però che quando arrivavano lì finivano preda di truffatori, approfittatori e così via, e quindi lasciavano una condizione che tutto sommato non era disperata per ficcarsi in una che era di disperazione. Certo, beh, questo è molto importante, anche questa precisazione e questo arricchimento che ci viene da Barbara. La sua esperienza qual è? Giornalista, dovremmo darci del tu, comunque ho troppo rispetto per chi scrive un romanzo di 500 pagine, quindi insomma, complimenti. Io sono alla redazione esteri dell'Aggi, quindi tra l'altro però siamo in grande ambasce, perché c'è questa cosa della vendita dell'Aggi, abbiamo fatto manifestazioni e così via. Potrebbe passare al gruppo di Angelucci, che è già proprietario di 3 quotidiani. Di 3 quotidiani, sì. E noi diciamo stiamo cercando di difendere l'indipendenza dell'agenzia, che oggi è di proprietà dell'ENI, e quindi insomma cerchiamo di tutelare questo spazio che sai Ma benissimo. hai scritto già altri volumi, altri libri? 7 romanzi, questo è il 7º. 7 romanzi, però questo è il primo, che è una saga familiare, e poi devo dire la verità, questo è il romanzo della vita, quello al quale ho lavorato per tanti anni, quindi sono particolarmente legato, per me è particolarmente importante, e credo che racconti tanto di quello che è la nostra storia. Un po' come i leoni di Sicilia. Ma guarda, devo dire che Stefaniano ha avuto il merito di togliere il tappo che gravava sulle saghe familiari. Per un sacco di tempo non se ne è parlato di saghe familiari, adesso invece le ha permesso di riscoprire questo genere che poi insomma fin dall'Ottocento ha sempre appassionato i lettori. Perché Malarazza infine? Allora, Malarazza perché la famiglia a cui è ispirata questa storia, che è una famiglia che ho conosciuto negli Stati Uniti, appunto erano emigrati ricchi nel 1860, e quando parlavano della loro ambizione irrefrenabile, io dicevo sempre, ma calmatevi, basta, avete tutto, trovate requie. E loro dicevano, figlio mio, che vuoi fare? È la Malarazza. È la Malarazza. Bella questa cosa. I Malarazza di Ugo Barbara, edito da Rizzoli, è già in libreria? Sì, è già uscito a settembre, adesso a settembre uscirà il secondo. Ah, c'è un seguito? C'è un seguito, e poi ci sarà anche un terzo volume.
Caspiterina, che bello avere questa creatività e questa capacità. E il nostro Ugo Barbara, gli facciamo i complimenti, bocca al lupo anche per il secondo e il terzo volume dei Malarazza. Ma si chiameranno Malarazza 2, Malarazza 3? No. Cioè, però questa anticipazione ve la posso dare, il secondo si intitola Malastrada. Ah, ecco, quindi c'è una radice comune, Malastrada. Evviva, l'aspettiamo, poi l'aspettiamo in studio per parlare anche di questo. Malarazza, Ugo Barbara, Rizzoli Editori, grazie per essere stato con noi. Adesso pubblicità. Buongiorno Sicilia, è il momento di dare un'occhiata alle stelle, ma in senso metaforico, naturalmente. Lo passiamo con Marco Amato, vediamo se già è arrivato a bersi il caffè, beato lui. Là, ciao Marco, come stai? Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Non vorrei offenderti, ma quella tazzina è color carota? È color carota, è un arancione dai toni del tramonto che mi piace tantissimo, è fatta a mano, è giapponese e si scorgono anche le pennellate. È bellissima, è bellissima. I fiori sono a rilievo, infatti devo stare molto attento quando la lavo perché non tutte le mie tazze in realtà sono pensate per essere usate, ma io le uso. Le usi. E il caffè te lo fai tu, scusa, ho curiosità. O lo fai venire dal bar, com'è? No, lo faccio io con la moka perché adoro, è un rito. Giusto, giustissimo. Bene. Molti italiani la pensano come te. Allora, che ci racconti stamattina? Allora, oggi vi racconto di una storia decisamente interessante, anche perché il signor Guadagnino ha prodotto un nuovo ed interessantissimo film. È la storia autobiografica di una ex tennista che poi diventa allenatrice e che allena proprio il suo marito. La bellissima protagonista di questo film è Zendaya, stupenda, bella, brava, fidanzata di Tom Holland, l'ultimo Spider-Man, che ha conosciuto proprio sul set. La sua bellezza e la sua bravura, anche se in giovane età, incanta tutta Hollywood. Il plot di questo film è decisamente molto interessante e molto in tono zodiacalmente col suo segno zodiacale, che è il segno zodiacale della Vergine, perché nel film lei dovrà allenare il compagno che disputerà una finale molto importante con l'ex amico e fidanzato di lei. Quindi il prezzo di questa vittoria si gioca su due tipi di amore diverso e due tipi di scelte e di vite di donna diverso. Zendaya incarna assolutamente il dettame della Vergine in questa sua interpretazione, che ha anche il suo segno zodiacale, perché vedete, poco si sa di questo segno, che però è il segno della Sicilia, proprio perché quella Vergine, come i gemelli che sono Castore e Polluce, come il Sagittario e Chirone, ha una sua storia zodiacale molto bella e molto particolare, perché quella Vergine è Core, figlia di Demetra, delle messi e dell'agricoltura, che dopo il rapimento di Plutone prende il nome di Proserpina e diventa dea della morte. Metà dell'anno lei sarà dea della vita e delle primizie assieme alla madre per amore di sua madre, metà dell'anno per amore di suo marito Plutone sarà dea della morte, quindi lei convivono i concetti di Eros e Thanatos, quindi questa binarietà e questa scelta d'amore che accontenta entrambe le aspettative affettive che convivono dentro di lei. Ecco, vedete, il gioco zodiacale si traspone in questo personaggio che racconta anch'essa benissimo la binarietà che c'è tra un tipo di amore e un altro. Insomma, a volte l'amore è una scelta di vita, più che chiedersi chi vogliamo amare, forse è il caso di chiedersi come vogliamo amare e che tipo di vita vogliamo. E detto questo, oggi, passando alle stelle, vi racconto che Marte, il focoso e passionale Marte, si congiunge all'austero Saturno nel regno sensibilissimo dei pesci. Cosa significa questa strana congiunzione? Significa una commissione di razionalità di intenti e di strategia, proposta non in maniera belligerante ma assolutamente morbida. È un decisionismo, insomma, che riguarda sicuramente i segni d'acqua. Cancro, Scorpione e Pesce sono quelli che godono più di questo
aspetto che li rende più forti, più sicuri, finalmente un po' più centrati in cancro, decisamente più creativi e puntuti e con una direzione da inseguire gli scorpione. I pesci che invece si centrano e si assestano su una posizione assolutamente solida. Se va bene agli acqua, bene anche in terra, tranne che a uno, perché essendo in pesci, chiaramente questo aspetto è opposto alla Vergine, quindi è proprio la Vergine che subirà le conseguenze di decisioni altrui e anche di una certa razionalizzazione che dovrà assolutamente essere rivista delle cose. Insomma, cari Vergine, non potete fare tutto voi, mentre invece benissimo per i Toro, che risolvono tante faccende burocratiche, amministrative, sportive, di salute. Forza Toro, che tra un po' inizia un periodo molto positivo per voi, mentre invece i Capricorno, a loro va benissimo, proprio il loro pianeta Saturno si corrobora della forte energia marziana, quindi un Capricorno d'azione e di grande pulsazione. Cosa fanno i Fuoco e gli Aria? Questo aspetto mette un po' in crisi emotiva l'Ariete, proprio perché deve pensare a tutta una serie di soluzioni da applicare, ma ci riesce assolutamente bene, soprattutto con un consiglio familiare paterno, mentre invece i Leone sono un po' quasi tagliati fuori per adesso dai ritmi zodiacali che non li soddisfano ancora, ma verrà anche per loro il momento. I Sagittario invece hanno questo aspetto contro, quindi devono stare bene attenti a non firmare, a non prendere degli impegni a lungo termine in questo periodo che non risulterebbe per il linguaggio astrologico favorevole. Cosa accade in agli Aria? Beh, quello che se ne avvantaggia più di tutti è sicuramente l'Acquario, proprio perché questo aspetto accade nella sua seconda casa, quindi un Acquario molto pratico, oggettivo, fattivo, produttivo, è assolutamente legato a stabilizzare una dimensione economica un po' più solida. L'Acquario, come tutti gli Aria, non ha un granché un bel rapporto col denaro, ma per l'Acquario in questo momento è importante solidificare la sua posizione economica. Gemelli in quadratura questo aspetto, quindi è un aspetto un pochino difficile, che mette in crisi dei rapporti un po' più passionali e sentimentali, un po' di relazioni pericolose, come direbbe Choderlos de la Croix rispetto ai Gemelli, mentre invece i Bilancia, come il Leone, sono un po' trascurati da questo aspetto che sembra essere un po' lontano, quindi un po' di confusione e di poca concretezza per le Bilancia. Signori, detto questo, vi auguro una splendida mattinata. Buongiorno. Grazie. Sicilia. Anche a te Marco, splendida giornata, così come agli ascoltatori di Buongiorno Sicilia, ai quali regaliamo ancora un'occhiatina ai quotidiani. Sì, un'occhiatina, parliamo di ping pong, cosa c'entra? Ne parliamo perché il gioco è un aiuto per la mente, è uno studio che viene fatto dalla fondazione della Federazione Internazionale di Tennis Tavolo, tutti i benefici del tennis tavolo sulle funzioni motorie e mnemoniche, sport inclusivo, antineurodegenerativo, è consigliato anche a chi soffre di autismo, dislessia o Alzheimer, quindi con il ping pong si aiutano, si stimolano i sensi. Molto bello, interessante, grazie Angelo. Allora, oggi è il 10 aprile, quindi ricordiamo che il 10 aprile del 1925 il mondo della letteratura si arricchisce di un capolavoro senza tempo di Francis Scott Fitzgerald, che pubblica Il Grande Gatsby, un romanzo che cattura l'essenza di un'epoca fatta di lusso e passioni sfrenate. Eccoli là i protagonisti. Poi c'è stato questo meraviglioso film qualche anno fa. Siamo sempre Prego. al 10 aprile del 1953, il cinema sperimenta una rivoluzione con House of Wax, il primo film in 3D a colori prodotto dalla Warner Bros. E poi siamo nel 1956, dopo un conflitto internazionale che ha visto Francia e Regno Unito tentare di occupare il canale di Suez, questo riapre alla navigazione sotto il controllo egiziano. Andiamo avanti di altri 3 anni, 9 aprile del 1959, il Giappone, vedete già come dire, i personaggi, assiste a un evento storico quando il principe Akihito sposa una persona comune, rompendo le tradizioni imperiali e avvicinando la famiglia
imperiale al popolo, questo nel 1959. E noi arriviamo al 73, quando il Teatro Regio di Torino riapre i battenti, ricostruito dopo un devastante incendio, e diventa un simbolo culturale di rinascita per la città proprio di Torino. E arriviamo al 91, una tragedia colpisce il cuore dell'Italia, il traghetto Moby Prince si scontra con la petroliera Agip Abruzzo, l'incidente trasforma il mare in una sorta di inferno di fuoco con la perdita di quasi tutte le persone a bordo. E adesso auguriamo buon compleanno ad Angelina Mango, eccola qua, nata il 10 aprile del 2001, la figlia del mitico Pino Mango e della cantante Laura Valente. Dopo aver partecipato al Talent Amici, conquista il successo con l'EP Voglia di Vivere e il singolo Ci pensiamo domani. La sua interpretazione della Rondine al Festival di Sanremo le va al secondo posto e poi con La Noia ha vinto il festival, guadagnandosi un posto anche all'Eurovision Song Contest. Ascoltiamo proprio Ci pensiamo domani, tormentone estivo della scorsa estate, e ci pensiamo domani. Intanto vi auguriamo buona giornata e buongiorno Sicilia, a domani. A domani.